Al via la prossima settimana, venerdì 11, sabato 12, domenica 13 settembre, la 16ª edizione del Palio dei Mussi a Teglio Veneto. Ne parliamo allora con Filippo Ramon, il presidente dell'Associazione Palio dei Mussi. Un'edizione davvero speciale quella di quest'anno, Presidente. Sì, perché anche quest'anno ne abbiamo organizzato la tradizionale festa del Palio dei Mussi, che è molto cara ai tegliesi. Per tutti quelli che vorranno partecipare troverete un programma molto ricco. La festa negli ultimi anni è cresciuta incontrando sempre più gradimento, perché questo momento offre ai cittadini di Teglio, piccola comunità e un piccolo comune, l'opportunità di incontrarsi e creare delle relazioni così preziose che sono importanti per la vita sociale. La festa si articola in 3 serate. Venerdì c'è il teatro con la gara di briscola, sabato abbiamo l'erogazione, domenica è una giornata molto importante perché si ripete il tradizionale Palio dei Mussi, la corsa con i mussi, abbiamo un pomeriggio ricco con balli e delle commedie fatte dalle persone del paese di Teglio.